Amici bellini, facciamo un po' di chiarezza. Ho aspettato per avere più notizie possibili, notizie o rumors o insomma indiscrezioni. La maglia, esiste solo la maglia, conto solo la maglia e l'anno prossimo conterà tantissimo perché ci sarà un triangolino. Cominciamo. Allora, amici bellini, nel dare il benvenuto a Tony Mass, siete sempre di più e vi ringrazio. Nel ringraziare quelli che insomma sul fluido.net si stanno divertendo e quelli che lasciano i like, perché anche quello è supporto. È sicuramente supporto quando si fanno i nomi, quando si dice questa foto l'ho presa qua, eccetera eccetera, perché chi è più attento lo sa. Ne abbiamo parlato a marzo. Andiamo a vedere un pochino com'è andata. Devo fare un po' di cronistoria perché non mi va bene che poi un mio amico, cioè volevo dire collaboratore, ma alla fine un mio amico, è l'ottimo Tore Falanga, che voi conoscete, che fa il grafico per mestiere, per diletto, visto che c'era il rumor, non confermiamo la lete, il contratto non viene rinnovato. Si sa che la Coca-Cola è una insomma dello sponsor nuovo, ha anche postato una roba di celebrazione la Coca-Cola. Già vedo troppe cose rosse in questa cosa della Coca-Cola, ma comunque abbiamo cominciato a fantasticare. Io ho fatto la mia Photoshop così, poi lui che è grafico ha detto la faccio a volo, nemmeno si è impegnato e ha fatto una serie di esempi. Dopodiché, dato che quando poi sei su internet e tu ti fidi e non la firmi nemmeno, poi alla fine uno se lo arruba, esce, e il leak esce e ha cominciato a girare. Andiamo a vedere un attimo che cosa è successo, perché Tore era il 3, lo vedete, no? Lo vedete benissimo, il 3-21, marzo 21, non è il 3-21 che se l'hai già così in America. Tore faceva queste due qua, faceva quella là azzurra e quella là bianca, e l'ho fatto lo screenshot così. Dopodiché che succede? Che esce perché deve uscire, perché dal gruppo degli abbonati comunque esce, arriva a Spad che la posta e vi faccio notare il colletto, perché il colletto è poi quello perché non c'è niente a fare sta maglia, però Tore aveva preso, e come si vede bene poi dai dettagli, lo vedete la filagrana, il dettaglio della maglietta di quest'anno, cambiando le maniche, e poi ci ha cambiato per un fatto di gusto suo, così anche il colletto. Andiamo a vedere. Quindi esce da Spad quella là azzurra, quella là che poi viene ripresa addirittura dalle bombe di Vlad. Però loro ci mettono pure il loro logo sopra scrivendo esclusiva, e qua non va bene. E infatti io ho scritto a Vlad una mail che vi leggo perché dobbiamo fare chiarezza. Non ho ricevuto risposta. Questa mail era l'inizio di aprile, il 5 aprile. Spettabile redazione delle bombe di Vlad, sono Valerio Celentano, aka Valerio Fluido, nato a Napoli, resident a New York. Parallelamente alla mia attività di musicista gestisco e curo il canale Azzurro Fluido, che a oggi conta 16.000 iscritti. Non vi siete iscritti al canale Telegram. Nel mio piccolo informo e commento i principali avvenimenti legati al calcio e mi avvalgo della collaborazione di svariati professionisti, giornalisti, grafici, social media manager. Il 21 marzo pubblicavo questo video e lo sapete. In tale occasione Salvatore Falanga, grafico di professione, ha realizzato il rendering della ipotetica maglia 2023-2024 con il nuovo sponsor. Successivamente la stessa immagine è stata ripostata per poche ore sul canale Twitter di Spad e immagino sia arrivata in vostro possesso da lì dopo un paio di settimane dalla realizzazione. Oggi sul vostro Instagram compare la foto di qui sopra, taggata come esclusiva e con il logo della vostra testata sulla grafica. Probabilmente lo spiacevole episodio è frutto di dimenticanza o mancanza di informazioni e supporto, che però lei nella professionalità del signor Falanga e mia. Il rendering era peraltro provvisorio, per questo non era stato ancora firmato. Chiedo formalmente di provvedere prontamente alla rettifica della notizia, rumor o possibilità, con l'opportuna citazione dell'autore del rendering o del canale YouTube, visto che la suddetta notizia sta facendo il giro dei vari blog, perché poi veniva ritweetata. Non ho ricevuto risposta a questo. Sul Instagram delle bombe di Vlad è rimasta. Se cercate la notizia sul blog delle bombe di Vlad non c'è la foto, e quindi probabilmente c'è stata una sorta di rettifica lì senza però farmi sapere niente,
e senza farlo esplicitamente. Insomma, male proprio, permettetemi, anche perché gli amici più attenti mi fanno sapere che l'hanno cominciata già a produrre, perché in Cina i famosi siti che fanno le maglie repliche così l'hanno cominciata già a produrre, e non è la prima volta che dalla Cina si prendono anche i concept. C'è un concept, magari diventa, non dico virale, ma comunque apprezzato, loro questo fanno di mestiere, prendono le idee degli altri o le idee originali perché fanno anche le originali repliche, e l'hanno cominciato a produrre. Però già ci sono dei problemi con questa maglia, perché ovviamente non c'è la MSC crociere, quindi questa qua è chiaro che sia fake, è chiaro che non può essere quella là già dell'anno prossimo, e dobbiamo fare chiarezza su questo. Questa maglia che state vedendo, che probabilmente potete trovare in giro per Google, è il rendering di Salvatore Falanga fatto in 2 minuti senza chiedere niente a nessuno. Di conseguenza esce anche oggi, a tutela della maglia del Napoli, che è un blog che si occupa assolutamente di questo, che stava ricevendo tantissimi messaggi al riguardo. Alcuni di voi mi stanno scrivendo in DM domandandomi di questa maglia, che è solo un fake basato su un concept che girava mesi fa, esatto, che è girato da marzo. Poi magari la maglia sarà anche simile, ma non è questa. Sullo sponsor sapete che non amo i sensazionalismi, preferisco verificare tutto al meglio, è chiaro. Quindi anche, come vedete, queste non sono rendering poi digitali, le hanno prodotte senza ovviamente dare merito a chi è stato l'autore della grafica, e che ci sia la firma o meno, comunque l'avete presa da qua, perché da qua io l'ho mostrata per la prima volta pubblicamente su internet e sul canale, quindi malissimo. E non possiamo, ovviamente quelli già sono illegali di per loro, fanno una cosa illegale illegalmente, e non va bene. Dopodiché si chiude oggi con Spazio Napoli, che va con un'altra esclusiva, prima maglia concept 23-24, e vedete, lo potete notare benissimo, non c'è la Coca-Cola, quindi l'esclusiva secondo Spazio Napoli è che si conferma che non ci sarà Lete, ma che viene poi promosso come sponsor principale MSC Crociere, che cambia un pochino rispetto a quest'anno, perché la scritta crociere non credo che nella maglia di quest'anno ci sia, e infatti onestamente se fosse così non sono convintissimo, perché c'è il logo dell'MSC, poi la scritta MSC viene un pochino sfalsata, ma viene sfalsata anche in altezza per far entrare crociere. Insomma, questa foto, voi lo vedete benissimo, è semplicemente la foto di Salvatore Falanga con tolta la filagrana della N di quest'anno, con gli stessi bordini e con il cambiamento da Coca-Cola. Hanno fatto con l'azzurro così, colore pieno, e ci hanno messo l'MSC crociere. Ora non lo so quello che ci sarà, ma aggiungono anche delle altre notizie. Spazio Napoli, quella che molto probabilmente sarà, quindi Tore Falanga, se vi piace questa maglia, con Tore Falanga ve la dovete prendere, e se non vi piace questa maglia, nemmeno con Tore Falanga ve la potete prendere, perché questa era provvisoria. Quindi se il Napoli decide di adottare tutto questo, un caffè a Tore Falanga lo vogliamo offrire? Forza Napoli, si trova Tore Falanga, sta a Londra. Secondo fonti esclusive, molte novità potrebbero entrare in scena nei prossimi giorni, ma al momento scomparirà lo storico sponsor Lete e al suo posto salirà di posizione MSC. Novità nei colletti, proprio il colletto di Tore Falanga, che richiameranno quelli del primo Napoli di Maradona nella stagione 84-85, scudetto centrale con EA7 e il logo ai lati, confermato anche Amazon, eccetera eccetera. Insomma ragazzi, non si sa quella che è la verità dell'anno prossimo. Il mio appello al Napoli società è che sia bella, perché già partiamo anche da questa cosa qua, perché questa è bellissima, perché Peppe Di Palma mi ha onorato perché l'hanno fatta per tutti. Mancava Marfella, mancava Starace e mancava Edo De Laurentiis e altri che sicuramente lo meritavano. Grazie a Peppino Di Palma che ha messo la mia faccia sulla face jersey, bellissimo. Però poi l'ha anche aggiustata, perché effettivamente dobbiamo cambiare, noi non abbiamo i diritti per farla con la Lete, mettiamo Guido Gentile piano sequenza come sponsor, non possiamo mettere la N, mettiamo azzurro fluido, o scudetto potremmo mettere la fluido invece di EA7, perché il fluido.net. Geniale, perché i miei amici della community sono geniali, sono ironici, sono dei professionisti seri e vanno rispettati per tali. Quindi il Napoli ha delle buone idee, questa qua della face secondo me è geniale, non la puoi utilizzare perché la Lega non ti ha permesso, ovviamente tutte magliette diverse in campo non si possono tenere, però poi diventa
interessante da collezione, perché tu è una maglietta unica. In questo caso, invece di farne 3000 di Halloween, invece di fare quella con la renna, questa qua ha un senso, perché se tu sei affezionato a un particolare giocatore ti prendi quella col giocatore personalizzata, ed è anche bello. Ognuno ha poi un idolo ed è bello così. Qua adesso il Napoli non mi deve deludere, l'anno prossimo ci sarà una maglia con lo scudetto, se la compreranno tutti. Se riusciamo a non avere il rosso, che quasi qualche generazione si è quasi abituata, e quasi quando vede questa qua di Spazio Napoli, qua qualcuno ha scritto non mi piace, manca la lete, non ce la faccio. Perché ci siamo abituati, perché l'occhio si abitua, le nuove generazioni si abituano. Allora qua abbiamo un'opportunità incredibile, a tutela veramente della maglia del Napoli, riprendere l'unica cosa che ci deve essere rosso e verde, e quello si accetta in tutte le forme e dimensioni. Se la vuoi fare gigante pure si accetta e se la compreranno tutti. Facciamo una maglia bellissima, con gli sponsor che siano a disposizione dei colori del Napoli. La maggior parte degli sponsor grandi si mettono a disposizione meno colori possibili, maglia più gradevole all'occhio, che sia MSC, che sia Coca-Cola, che sia PlayStation, un marchio importante che ti dà internazionalizzazione molto bene, benvenuto. Magari Amazon gigante, perché Amazon resta. Tutta una serie di possibilità incredibili. Anche se scrivi De Laurentiis va benissimo, ma in bianco, non in rosso, e ce la compriamo tutti. Anche, e lo dico a bassa voce, anche se la metti a 250 euro la maglietta con lo scudetto, perché poi uno può decidere: mi compro la maglia con cui abbiamo vinto lo scudetto, quindi quella dell'anno scorso, o la maglia con lo scudetto cucito che è meritato. Qua poi la scelta del tifoso. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Mi raccomando, quando riportate notizie, non vogliamo niente, non vogliamo soldi, non vogliamo niente, ma la paternità delle opere si deve rispettare, perché poi dobbiamo per forza andare in sedi legali, e non mi sembra nemmeno il caso. Siamo tutti, abbiamo altre cose a cui pensare, però questa è la prima e l'ultima volta che può, non è la prima, ma è l'ultima volta che può capitare, perché poi io mi sto informando con gli avvocati e non è possibile, non si deve fare. Quindi noi siamo sul pezzo, siamo sull'attenti, e se vedete dei fake sapete a chi vi dovete rivolgere, chiedete a me e poi io vi dico come va la storia. Da New York l'ho detto, i like ve li siete scordati. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.